Dissidi familiari, attriti di natura economica e gelosia. È questa per gli inquirenti la chiave di lettura dell'omicidio di Giacinto Marzullo, 52enne, agricoltore e muratore di Licata, freddato da 6 colpi di pistola calibro 9 all'addome e alle gambe venerdì scorso alle 17, mentre stava sistemando un appezzamento di terreno della sua casa di campagna in contrada Mollaca Faia a Licata. L'uomo sposato e padre di 2 figlie avrebbe cercato di scappare ma è stato inseguito fra le serre e ucciso vicino a un magazzino dove teneva gli attrezzi agricoli. Ad essere esplosi ben 12 colpi. Le indagini del commissariato di Licata e della mobile di Agrigento, coordinate dal procuratore Luigi Patronaggio e dal sostituto Carlo Cinque, sono partite da una telefonata al 118 fatta da Domenica Marzullo, sorella della vittima. Poi gli interrogatori ai familiari della vittima. Da lì è emerso un quadro fatto di antichi dissidi, soprusi e angherie, ma soprattutto liti di natura economica e gelosie. Venerdì scorso, sul luogo del delitto, oltre alla vittima erano presenti la sorella Domenica Marzullo, la stessa che ha poi chiamato il 118 per poi allontanarsi dal luogo del delitto, ed il figlio Giuseppe Volpe della donna di 18 anni, nipote di Giuseppe Marzullo. Si erano incontrati per parlare. La vittima, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, era gelosa del fatto che i genitori ultimamente erano andati a vivere a casa dell'altra sorella dei 2, Francesca Marzullo, ma Giuseppe era ancor più adirato perché per tanto tempo avevano vissuto con la sorella Domenica, che avrebbe usufruito della pensione del padre di circa 2.000 euro al mese, comprensiva di indennità per l'accompagnamento. Ed ancora Giuseppe Marzullo accusava la sorella Domenica di aver ricevuto come ricompensa per aver fatto da badante somme tra i 150 e i 200.000 euro dalla loro zia Francesca Pira. All'ultima lite tra i 2 fratelli, venerdì pomeriggio era presente il nipote della vittima, il figlio di Domenica, che in una dichiarazione spontanea rilasciata poi agli inquirenti ha raccontato che lo zio era in atteggiamenti aggressivi. Per anni avrebbe investito la madre di soprusi e angherie dicendole di essere una vergogna, e in particolare da quando la donna aveva deciso di separarsi dal marito. Poi lo stesso 18enne Giuseppe Volpe racconta di aver sparato alle gambe dello zio ed indica il luogo dove poi i poliziotti hanno effettivamente trovato l'arma del delitto, un canale per la raccolta di acque piovane ad una trentina di metri dal luogo dell'omicidio. Si tratta della pistola calibro 9x21 che il giovane deteneva con regolare licenza per uso sportivo. Altro tassello che ha portato la procura a stringere il cerchio di sospetti attorno al giovane è la perquisizione in casa. Prima nell'abitazione dove risiedono il 18enne e la mamma sono state trovate 58 piante di marijuana, altre 2 metri, e da lì è scattato l'arresto per coltivazione di cannabis. Poi in un cassetto una busta gialla contenente un foglio di carta a quadretti con la scritta "Distinti saluti", formata con ritagli di lettere prese dai giornali, e sopra una croce formata da nastro adesivo nero con 2 proiettili attaccati, dello stesso tipo di quelli usati per l'omicidio. Adesso è stata notificata al giovane in carcere la richiesta di arresto firmata dal PM Carlo Cinque per omicidio pluriaggravato da premeditazione e dai futili motivi.